Bentrovate, buonasera cari amiche e cari amici di FG da Scoprire. Questa volta ci sposteremo nelle terre rivierasche ma anche nelle acque rivierasche. Scopriremo che a Prezzenicco, nella zona agricola e rurale della Riviera Friulana, c'è un allevamento di conigli che è leader in Italia e in Europa per l'allevamento di conigli con metodi naturali. Zeno Roma lo gestisce, è un'attività che suo padre ha trasferito dal Veneto fino in Friuli negli anni 70, si è sviluppata e cresciuta e adesso è leader in Italia ma anche in Europa. Li realizzano anche dei prodotti agroalimentari di qualità e di pregio, dallo spezzatino perfino il salame di coniglio a carni salutistiche, ma ce lo racconterà lui quando lo intervisteremo nella sua attività. Faremo un bel giro con una motonave, andremo da Lignano fino a Marano Lagunare, si può fare diverse volte al giorno d'estate, durante l'inverno nel fine settimana, anche trasportando la bicicletta per proseguire sulle piste ciclabili rivierasche. Prenderemo un gommone, andremo fino all'isola delle Conchiglie, usciremo in mare, isola di Sant'Andrea, e andremo verso Porto Buso dove c'è un ristorante ma dove anticamente c'era la scuola dove andavano a imparare a scuola i ragazzi delle elementari e delle medie, tutti i figli dei pescatori di tutta l'area costiera rivierasca della laguna di Marano. Poi faremo un bel giro con la SsangYong XLV, un urban crossover, una macchina fuoristrada, vedete, molto elegante e molto bella, il prezzo è molto ragionevole, 1600 cm3 di cilindrata, 115 cavalli, diesel, consumi molto bassi dai 20-25 km con un litro, spaziosa, 4 ruote motrici per andare ovunque. Adesso amici seguitemi, facciamoci un altro giro, venite. Cari amici e cari amiche di FG da Scoprire, Prezzenicco nella Riviera Friulana, buongiorno a tutti, è la terra dei conigli questa qua, perché effettivamente è un'azienda che è partita col papà di Zeno Roma, si è consolidata, si è rafforzata, andrà avanti anche con sua figlia, con sua moglie che ci sta lavorando. Cosa vuol dire allevare i conigli in questa zona? Cos'è questa azienda? Raccontaci. Diciamo che non è che si alleva i conigli in questa zona per motivi di che sa particolarità. Mio padre aveva questa vocazione ancora negli anni 70 quando eravamo in Veneto e quindi abbiamo portato qua la nostra attività, non c'è un motivo specifico. Però bisogna dire che effettivamente probabilmente anche il luogo stesso, perché il coniglio è un animale comunque che non si adatta a tutti i climi, e qui il clima temperato, siamo vicini al mare, sempre arieggiato, probabilmente questo ci aiuta e effettivamente da parecchi anni che facciamo questa attività e tutto sommato ne siamo soddisfatti, i risultati sono buoni. L'attività che arriva lontano, abbiamo presentato le nostre iniziative anche all'Expo di Milano 4 anni fa ormai, adesso cosa state facendo? Cosa può assaggiare di coniglio di questa zona il consumatore ma il degustatore? Sono prodotti eccellenti. Sì, guardi, noi abbiamo cercato di distinguerci e quindi abbiamo pensato a dei prodotti che magari non si trovano in commercio e abbiamo cominciato con delle idee ancora qualche anno fa, anche con la collaborazione del caro amico Germano Pontoni, maestro di cucina, a mettere giù delle idee, delle ricette e oggi abbiamo una gamma di 5 prodotti che sono veramente particolari. Abbiamo il ragù, quello più semplice, ma tutto sommato un ragù di coniglio che non è facile da reperire in circolazione, lo commercializziamo su un vasetto di 190 grammi. Abbiamo un patè di fegato che è straordinario secondo me, ma veramente di altissimo livello, in vasetto da 100 grammi. Poi ci siamo messi qualche periodo dopo, abbiamo cominciato a fare l'arrosto di coniglio alla birra, che poi alla fin fine è come un insaccato, è come un prosciutto. Effettivamente è una carne che si degusta fredda così com'è e successivamente abbiamo pensato anche al salame di coniglio, che si presenta come un qualsiasi salame di maiale, solo che c'ha dentro la parte grassa del maiale, perché con grasso di prosciutto circa il 25%, il resto è tutta carne di coniglio, quindi un alimento molto molto salutistico, anche perché tu sai meglio di me forse che specialità che ha la carne di coniglio, che valori nutrizionali importanti che ha la carne di coniglio, è bassa di colesterolo, quindi mangiarsi un salame che non ti crea questi problemi è già una cosa
oltre che al sapore particolare che ha. E per ultimo adesso stiamo facendo dei filettini di coniglio messi sempre in vaso, vasetti da 190 grammi, utilizzando proprio la parte più nobile della carne, che è il filetto, e questi qua stiamo per partire adesso, li abbiamo già in produzione e secondo me sarà un grande successo perché è di una bontà immensa questo prodotto. Quindi diversi modi per mangiare immediatamente il coniglio, anche per le nuove generazioni che magari non hanno molta voglia di stare lì a cucinare, insomma. Il coniglio che veniva allevato un po' in tutte le case friulane, un po' in tutti gli anni, oggi fino in città. Qui casa, azienda, hai aperto anche un'altra struttura proprio vicino a casa, sulla strada che porta da Prezzanico Lignano. Cosa succede qua dentro e cosa succederà prossimamente? Allora, l'idea parte appunto di creare un punto vendita dove la gente possa trovare, degustare i miei prodotti. I nostri prodotti non sono da grande commercializzazione, è difficile, non entreranno mai probabilmente nelle grandi catene distributive perché sono prodotti abbastanza d'élite, sono prodotti tutto sommato che hanno anche un giusto costo perché tutto è giustificato dalla qualità e quindi abbiamo pensato bene di cominciare a venderci i nostri prodotti qui e qui in questo locale, però ci sembrava anche un po' riduttivo diciamo vendere solo il nostro prodotto perché la terra Friuli ci presenta un'infinità di bontà e abbiamo avuto secondo me la buona idea che ci sta dando assolutamente riscontro di inserire tutte le specialità che abbiamo in regione, tutte, per l'amor del cielo, noi le stiamo cercando, non è che abbiamo completato, però gran parte dei prodotti speciali che abbiamo in Friuli sono qui dentro. E quindi ci siamo messi a cercare dei vini, pasta, riso, tutto quello che è 100% Friuli. Noi vogliamo farci promotori del food friulano, delle specialità. Bene, coniglio superstar, lo assaggeremo e a presto amici e amiche. Zeno, siamo saliti al primo piano di questa struttura, che è nuova realizzazione. Guarda che spettacolo, cosa succede qua dentro e a cosa servirà questo scenario sulla riviera friulana? Guarda che bello. L'idea parte proprio da questo luogo, insomma, da questa stanza, perché io volevo trasmettere la mia passione per le cose che abbiamo fatto, volevo far respirare proprio la mia azienda. Effettivamente qua, da questo quadro naturale che abbiamo, che è questa bella vetrata, possiamo vedere i vigneti, perché noi abbiamo anche dei vigneti, ma soprattutto possiamo vedere, dove vediamo quelle piante lì, dove sono i conigli all'aperto, da cui abbiamo dato il nome Coniglio Natura, che non è casuale Coniglio Natura. Qui c'è anche il reparto maternità, insomma qui respiriamo la nostra azienda. Meglio di un posto così per trasmettere effettivamente le nostre emozioni, credo che non si possa. Qui abbiamo fatto una sala degustazioni per poter degustare tutti i nostri prodotti e anche altri prodotti di gente comunque capace che abbiamo anche in negozio, tipo pasta, tipo riso. Cioè noi vogliamo promuovere il territorio Friuli a 360 gradi, non solo i nostri prodotti, quindi questo è il luogo adatto. Guardate che spettacolo, cari amici e cari amiche. Bentrovati cari amici di FVG da scoprire, cari amiche di FVG da scoprire. Oggi facciamo una gita in mare, Comone, siamo arrivati a Portobuso,
l'antica scuola e asilo che frequentavano i figli dei pescatori di Marano e di tutta l'area lagunare, venivano qua in barca ogni mattina e poi se li riportavano chi a casa, chi nei casoni. Ci dirigiamo verso l'entrata di Porto Nogaro, questo è il fiume Corno, la foce che esce nell'Adriatico, belle meduse colorate, vediamo se ne mettiamo una, ve la faremo vedere. Ecco, guardate che belle da vedere ma non da toccare ovviamente. Di fronte a noi Porto Nogaro, c'è anche l'azienda Cimolai, costruiva le porte per il canale di Panama sollevandole sulle chiate con quel pontone, con quel caro ponte immenso che si vede là. Oltre c'è Marina Sant'Andrea, nel quale organizzeremo a breve il premio Voce dell'Adriatico, quinta edizione. Vedremo di premiare personaggi che hanno raccontato, raccontano, esaltano, valorizzano il mare Adriatico in tutte le sue forme, in tutte le sue qualità, in tutte le sue ricchezze e carature. Guardate che giornata splendida, l'isola di Sant'Andrea alla nostra sinistra, non banate, grazie a appena decina di chilometri, circa 5 miglia nautiche. Toccheremo parte della litoranea veneta, ci dirigeremo verso Grado, ma andremo a vedere anche nei casoni. Qui c'è anche un ristorante noto a tanti naviganti nel porticciolo dei Sodi, qui su quest'isola, che è l'isola di Portobuso. Guardate che spettacolo, un peschereccio che esce, le barche che vanno a diporto e laggiù sullo sfondo il campanile di Marano che vedete in lontananza appena titolo appunto dell'isola di Sant'Andrea, che è anche, pochi lo sanno, è una riserva di caccia che era tenuta da un imprenditore friulano, di quelli che si occupavano dei dragaggi fin dalla metà del secolo scorso, e comunque è visitabile, si può andare a vedere bene, è molto popolata anche da una fauna abbastanza particolare ma che è presente sull'isola. Ecco, gireremo qui a destra oltre questo fanale, entreremo nella litoranea e andiamo verso i Sodi. Adesso ci andiamo, Questo per farvi vedere che all'interno della laguna c'è la litoranea veneta realizzata per scopi militari e c'è una parte che segue i canali già esistenti scavati naturalmente dall'acqua. Da quel lato poi c'è un tratto rettilineo verso Lignano e poi si viene a grado e va anche fino ad Aquileia. Scopi militari ma ormai scopi turistici, è un posto molto bello da visitare ed è splendido. Ecco il ristorante con l'ormeggio che ci attende davanti a noi, vedete là? Andremo là. SsangYong XLV. XLV vuol dire 45, probabilmente una sigla scelta dalla casa coreana per indicare il numero di modelli che aveva prodotto delle sue macchine prettamente fuori strada. Anche questo, anche se non sembra visto da fuori, è una macchina fuori strada, è un SUV comodo, spazioso per le famiglie, per le signore, ma anche per chi ci deve lavorare, perché il bagagliaio è molto capiente, molto comodo,
ma soprattutto una macchina molto duttile, versatile e sostenibile. Costa circa 25.000 euro, tutta accessoriata, 1600 cm3 motore diesel, 115 cavalli ma più che sufficienti per avere una guida divertente. Il cambio è automatico a 6 marce o manuale a 6 marce, comandato con una levetta che qui in parte, che la rende divertente anche nelle strade di montagna, però ha numerose funzioni che le permettono anche di viaggiare dove il fondo non tiene proprio. L'abbiamo provata anche sulle rive del fiume, dove il limo è veramente vischioso e la macchina si muoveva come fosse sull'asfalto. Infatti ha trazione integrale, ha due ruote motrici anteriori solamente a scelta, oppure ha trazione integrale ma con una funzione soft, una funzione comfort, che permette di muoversi proprio dove c'è meno aderenza alle ruote. Inoltre ha una funzione che le permette di partire anche già in seconda marcia, questo per ottimizzare il fatto che, pur avendo 115 cavalli ma sono già sufficienti per muovere questa macchina che sei grande, mira a evitare che le ruote slittino quando partite da un punto dove non c'è molta aderenza. Gli interni sono molto ben rifiniti, è completa di cruise control, di controllo anche di distanza dalle macchine che vi precedono. I comandi sono tutti al volante, tutto automatico volendo o no, i lavavetri, le luci. È una macchina insomma divertente, è una macchina che sta nella serie dei crossover SsangYong, dei SUV SsangYong, che sono comodi, confortevoli, ben rifiniti ma soprattutto completi e, perché no, pronti all'uso. Arrivederci amici.